Salve, tifosi del Napoli. Il web è in fermento, cari tifosi. Qui a Napoli è appena successo qualcosa di inaspettato. Nessuno si aspettava questa svolta di mercato che sta sorprendendo tutti. Prima di addentrarci in queste scottanti notizie di mercato, vi invitiamo a mettere like a questo video e ad iscrivervi al nostro canale di news. Perché questa sera l'ex difensore del Brescia e del Napoli Fabiano Santacroce ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti durante una trasmissione in diretta, e non crederete mai a quello che ha detto sulla situazione difensiva del Napoli. Le informazioni sono talmente esplosive da mettere in allarme anche gli avversari. Santacroce ha toccato un punto critico che potrebbe essere la chiave del successo o del fallimento del Napoli in questa stagione. Quando il Napoli sembrava aver rinunciato a ingaggiare il difensore Neuen Perez dall'Udinese, nonostante fosse molto vicino a chiudere l'affare, la trattativa quasi conclusa per circa 18 milioni di euro si è arenata per il cambio di programma di Matteo Lovato, alternativa ideale dell'Udinese, che ha optato per il trasferimento al Torino. Inoltre, la prestazione di Leo Ostigard contro la Lazio ha convinto la società a tenerlo in squadra. Con la permanenza di Ostigard, il Napoli non ha più spazio nella lista dei 22 uomini per il resto della stagione di Serie A, il che impedisce di ingaggiare Perez in questo momento. Il club ha quindi deciso di terminare la ricerca di un difensore centrale per la seconda metà della stagione, 2023-2024. Tuttavia, il Napoli intende concentrarsi sull'acquisto di un difensore centrale nella prossima finestra di mercato estiva, riprendendo le trattative con Perez e mantenendo l'interesse per il difensore 23enne Arthur Theate dello Stade de Reims, cogliendo tutti di sorpresa visto che recentemente il Napoli aveva completamente escluso l'interesse per questi giocatori. Questa notizia è una bomba per i tifosi, che sono in ansia per questo sviluppo. Vale la pena notare che queste informazioni dimostrano che il Napoli sta adattando le sue strategie di trasferimento e mantiene le opzioni flessibili per rafforzare la difesa della squadra in futuro. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Santacroce? Il Napoli dovrebbe puntare su questi due centrali? Lasciate i vostri commenti qui sotto e restate con noi perché torneremo presto con le ultime notizie sul Napoli. Alla prossima e sempre Forza Napoli!